Buonasera, benvenuti alla serata finale del premio Innovazione in Psicologia. So che è strano parlare di serata finale visto che è fondamentalmente l'unica, però c'è da dire che in realtà c'è stato tutto un percorso per arrivare qui che ha avuto varie fasi. I ragazzi che vedete lì seduti, che presenteranno i loro progetti, hanno passato la fase delle selezioni e adesso sono qui per quella che potremmo definire fase orale. Non faremo altre fasi successivamente, altrimenti avremmo dovuto invitare le madri. Per riportare la discussione sui binari istituzionali direi di salutare immediatamente le autorità. Quindi, però, ancora meglio, dato che io sono un po' timido e quindi mi imbarazzo a salutarle, preferisco che vengano loro sul palco a salutare voi, così io me la svango in questo modo. Nello specifico chiamo Daniela Mapelli, prorettore della didattica dell'Università di Padova, il consigliere comunale Carlo Pasqualotto e il presidente dell'ordine Alessandro De Carlo. Prego, salite sul palco, così mi levate d'impiccio. Inizia tu, Daniela. Vado io. Buonasera a tutti, benvenuti. Io vi porto i saluti istituzionali del magnifico rettore dell'Università di Padova, il professor Rosario Rizzuto, che attualmente è all'estero per un viaggio istituzionale. È con molto piacere e anche orgoglio che vedo tutti questi psicologi nella sala e anche accogliervi qui in uno che è dei luoghi simboli della nostra università, l'Orto Botanico, che sappiamo essere l'orto botanico più antico del mondo. Mi piace molto l'idea di associare la parola innovazione alla parola psicologia ed averla soprattutto collegata a dei progetti, perché senza la progettualità una professione è morta, rimane lì dov'è. Mi piace anche molto l'idea che abbiate associato la progettualità all'innovazione rivolta a tutti gli iscritti dell'ordine, ma in particolar modo immagino abbiano risposto i giovani, e anche un po' con, come dire, vedo anche tra i giovani molti dei nostri laureati in psicologia, perché ricordiamoci che l'Ordine del Veneto sta in Veneto, ma siamo vicini di casa con l'università e nell'Ateneo di Padova si vanta la maggior formazione, la maggior offerta psicologica che abbiamo in Italia. A Padova in università attualmente abbiamo 6 corsi di laurea triennali in psicologia e ben 9 corsi magistrali di laurea in psicologia, per cui abbiamo un'offerta incredibile, siamo l'Ateneo che accoglie il maggior numero di aspiranti psicologi e ci auguriamo poi di formarli al meglio. Quindi buon lavoro a tutti, so che i finalisti non sanno ancora effettivamente, quindi immagino la trepidazione, per cui faccio anche un in bocca al lupo, ai giovani aspiranti e benvenuti all'Università di Padova. Grazie. Sì, grazie prorettore, buonasera a tutti. Io questa sera ho il piacere e l'onore di portare i consigli dell'amministrazione del Comune di Padova, del nostro sindaco Massimo Bitonci, e il plauso ovviamente all'amministrazione tutta per questa splendida iniziativa. Per questo voglio subito ringraziare anche chi mi ha invitato, il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, il dottor De Carlo, e lo ringrazio soprattutto perché il Veneto è grande, però ha scelto Padova per organizzare la prima edizione di questo premio. E io penso che questa sia una cosa bellissima e importante per la nostra città e per l'importanza che la nostra amministrazione vuole dare al termine innovazione. L'innovazione è una parola che sentiamo un po' sulla bocca di tutti in questo periodo, se ne parla, se ne scrive, davvero sta diventando quasi un po' inflazionata, ma in realtà è la parola che è la cifra dei nostri tempi. Abbiamo bisogno di innovazione per poter stare in questo mercato e per poter stare in questo mondo. Padova a livello di innovazione vuole continuare a essere prima. L'innovazione che facciamo a Padova lo dimostra bene, come ha detto prima il prorettore, il simbolo dell'orto botanico, che vede un orto botanico antico e una zona completamente nuova. Ecco qua il simbolo della rappresentazione plastica di come deve essere l'innovazione di Padova, un'innovazione nella tradizione, perché la vera innovazione si riesce ad essere più forte, ci permette di avere valore competitivo e vantaggio di confronti di altri paesi, di altre realtà che fanno innovazioni in modo diverso, ma noi abbiamo un asset in più che non dobbiamo dimenticare e che è la nostra storia centenaria, millenaria. E per noi dell'amministrazione di Padova questo è un valore che vogliamo proteggere.
E quello che ci interessa e che voglio sottolineare è come a livello di amministrazione per noi il simbolo dell'innovazione deve diventare il simbolo della nostra città. A livello proprio comunicativo stiamo facendo un grandissimo sforzo attraverso l'assessorato alla Smart City, l'assessorato all'innovazione, per riuscire a comunicare il fatto che Padova diventi la città dell'innovazione, perché Padova ha tutte le caratteristiche, ha tutte le carte in regola per divertirlo e giocare davvero questa partita. Sapere quindi che anche l'Ordine ha organizzato questo bel momento di premiazione dell'innovazione, che ho sentito che è la prima iniziativa, però numeri importanti, quasi 100 application, oggi ne abbiamo 12 qua finalisti a cui faccio in bocca al lupo, una giuria di altissimo livello, e quindi davvero da parte di tutte le categorie, da tutte le istituzioni, da tutta la cittadinanza, è bello vedere come si lavori insieme per dare forza a questo spirito innovativo per la nostra città. Quindi buon lavoro a tutti e grazie ancora per l'invito. Intanto benvenuti. È bellissimo vedere tutte queste persone, tante facce note, alcuni non, e so di per certo che non siamo tutti psicologi in aula perché ci abbiamo tenuto a estendere l'invito alla cittadinanza. Come saluto, io vi do il benvenuto da parte dell'Ordine che ci ha tenuto fortemente nella mia persona e quella di tutto il Consiglio, qui ampiamente rappresentato, a fare questo premio. Ringrazio la professoressa Mapelli, il consigliere Pasqualotto. Noi siamo fisicamente ospiti dell'università e della città e con l'università e con la città vogliamo sicuramente portare avanti un discorso sinergico, quindi vi ringrazio veramente per essere qui. Ringrazio la giuria che poi verrà presentata, che ha lavorato per visionare tutti i progetti. Ringrazio tutti coloro che hanno mandato un progetto. Se non sono arrivati alla finale quest'anno ci sarà una prossima edizione. L'importante è la spinta all'innovazione. Vedete, noi abbiamo voluto a tutti i costi fare questo evento non tanto per premiare 12 persone o per fare una bella serata insieme. Ci sono due finalità. La prima è far vedere alle persone, principalmente non colleghi, non psicologi, persone che non devono essere necessariamente interessate alla psicologia, che la materia c'è, che è una professione utile, vasta, innovativa, che può essere utilizzata, può essere inserita nei contesti più disparati. È la caratteristica della psicologia, veramente può entrare in tutti i settori a cui uno possa pensare. Dall'altra parte c'è la comunicazione interna, quella verso i colleghi. Noi facciamo vedere, tramite anche i 12 finalisti con cui già mi congratulo, perché è vero che non sanno ma vanno tutti a premio, perché sono i 3 finalisti di ogni categoria, c'è da vedere primo, secondo, terzo, ma poi lo spiegherà Francesco. Tramite anche i 12 progetti finalisti facciamo vedere alla professione, ai 9.000 colleghi nel Veneto, che innovare si può, si deve e porta dei risultati. Quindi è con questo spirito che lanciamo questa serata, con questo spirito che ci auguriamo che non sia una serata ma la prima edizione di un premio innovazione, e sono veramente sempre più convinto che la scelta per questo evento di Padova ha un suo senso anche radicato nella storia della nostra professione. Per ringraziare le persone che hanno contribuito a questo evento sarebbero veramente tantissime, i consiglieri, la giuria, particolarmente Niccolò Rocco che è stato assolutamente fondamentale, la Gagliardian Partner che ci ha aiutato dal punto di vista logistico e organizzativo, e ultimo, ma non ultimo, siccome lui non si presenterà da solo, il nostro Francesco Boz, che alcuni di voi conosceranno come blogger di notevole successo. Alcuni possono sapere che è la mente malata dietro alle battute delle Iene, meglio non dirlo, però non tutti sanno che sei anche un dottore di ricerca in psicologia. Io ho fatto anche un postdottorato, per dire. Quindi, insomma, quale persona più adeguata per... quindi io ti ringrazio per aver accettato di venire da Milano qui da noi. Sì, lo so, ma tanto poi bevi, quindi non ti preoccupare. Perfetto. E quindi vi ringrazio, benvenuti ancora e buona serata. E dica i migliori. Così.
No, perché il punto è questo, cioè non è il mio mestiere presentare. Infatti, quando Alessandro mi ha telefonato per dirmi «Oh, vuoi presentare questo evento?», la prima cosa che ho pensato è che fosse ubriaco. E in effetti lo era. E quindi gli ho detto «Sì, va bene, dai, tanto poi la mattina dopo se ne scorda, come fanno spesso gli ubriachi». Però la mattina dopo mi ha richiamato, questa volta forse sobrio, e ha ribadito il concetto. Mi faccio «Boh, piano, di cosa si tratta?» Mi fa «Avrei un'idea, vorrei presentare al mondo del lavoro, alle istituzioni, all'opinione pubblica le possibilità di innovazione in psicologia». Io gli ho detto che in realtà le idee mi fanno un po' schifo, no? Dai, perché ancora con le idee, tutti hanno delle idee. Io vivo e lavoro a Milano, cioè non so se avete presente, una città di start-upari, sono tutti lì che vengono fuori, io voglio fare questo, voglio fare quello, cammini per strada e te le vendono, te le sussurrano nell'orecchio, pss, 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 ho un'idea. È tutto così. E quindi no, perché poi cioè, ti entrano nella testa, contaminano, ed è quella roba per cui ti ritrovi ad impazzire cercando di seguire gli sfilacci della trama delle tue idee, no? E quando impazzisci diventi matto completamente, cioè molte di queste persone, nel senso una volta impazzite del tutto, si iscrivono proprio a psicologia, tra l'altro con ottimi risultati, c'è da dire. Però il punto è anche un altro, che le idee ti contaminano, cioè non rimangono idee, diventano sempre qualcos'altro e allora magari si trasformano, a volte diventano gelosia, a volte diventano paranoia, ansia, paura, ossessione, le idee fanno proprio schifo. Cioè non è esattamente così, nel senso che le idee hanno un'importanza evidentemente, perché in principio, prima di ogni cosa, deve esserci sempre un'idea. In principio è un'idea. E non lo dico io che sono uno qualsiasi invitato su questo palco, lo dice Dio che nonostante abbia un'unica pubblicazione ha un impact factor notevole. Quindi sostanzialmente ho detto, boh, va bene, come lo facciamo? E lui mi ha detto che, boh, non lo so, parliamone. Abbiamo parlato e per realizzare questa idea ci è venuta un'idea. E che dai. E, tra l'altro l'idea che ci è venuta è incredibile perché è stata di raccogliere idee. Quindi abbiamo chiesto agli psicologi di mandarci le loro idee. Gli psicologi che sono più intelligenti di noi non ci hanno mandato esattamente delle idee, ci hanno mandato dei progetti. E i progetti, grazie a Dio, sono meglio delle idee, perché sono delle idee codificate, scritte in un linguaggio che sia immediatamente condivisibile e comprensibile a tutti. In più hanno un altro vantaggio fondamentale. Si possono applicare dei parametri su questi progetti per stabilirne la bontà. Quelli che abbiamo scelto questa sera sono la realizzabilità, l'innovatività e l'impatto socio-economico. Quindi degli oltre 100 progetti arrivati, ne abbiamo selezionati 12 sulla base di questi parametri e li abbiamo divisi in 4 categorie. La prima categoria riguarda la psicologia della salute, la seconda categoria riguarda la psicologia clinica, la terza categoria riguarda la psicologia del lavoro e la quarta categoria riguarda la psicologia dell'innovazione. Quindi adesso inizieremo col concorso vero e proprio, ma prima vorrei presentare i membri della giuria. Siccome non li so a memoria, li leggo pedissequamente dal mio copione. Oscar Miotti, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Alessandro Bargnani. Alessandro Bargnani, presidente Commissione Innovazione Ordine degli Psicologi del Veneto. Nicola Giacopini, direttore Dipartimento di Psicologia e docente IUSVE, Istituto Universitario Salesiano Venezia. Ugo Savardi, professore ordinario di Psicologia Generale, Università degli Studi di Verona. È lì. Salve. Credo che dovrebbe essere qui. Luciano Gamberini, professore associato, Dipartimento di Psicologia Generale, Università degli Studi di Padova. È fortunato che non ho mai fatto un esame con lei. Dora Capozza, psicologo e docente, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università degli Studi di Padova. Antonino Padovese, Ordine dei Giornalisti del Veneto. Angelo Giuliani, Associazione Bancaria Italiana, che non esiste. E Michele Magro. Prego. Confindustria. Scusate, ho scritto male perché ho scritto a penna.
Facciamo un recupero su ciò che non è stato detto perché io ne sono ignaro. Devi parlarmi qua vicino, Sì. forse. No, e poi diventa una scena che probabilmente sì, non vogliamo forse. vedere. No, Angelo Giuliani ha avuto, oltre a essere nel direttivo, è anche il responsabile sindacale delle relazioni sindacali dell'ABI. Pare che abbiano avuto un piccolo problema a Roma ed è dovuto restare a Roma. Ci ha avvisato oggi che non poteva essere dei nostri. Vabbè, se me lo dicevate prima era... Comunque non importa, ci metto la faccia io. A questo punto io direi di iniziare. Se dalla regia non hanno problemi, io inizierei con il presentare la prima categoria, che è quella di psicologia della salute, perché come sapete, soprattutto nell'ultimo periodo, la psicologia strizza l'occhio alla salute, perché non ci accontentiamo più di vivere, ma vogliamo vivere bene. Allora, chiamerei il video che presenta i primi 3 finalisti della categoria psicologia della salute. Is my life. It's my passion. Sono Cordioli Claudia, mi sono laureata a Padova e sono psicologa. Il mio progetto è innovativo perché inserisce all'interno del contesto scolastico una sala del silenzio che permette ai ragazzi di poter riscoprire le proprie risorse e gestire di conseguenza tutte le difficoltà che inevitabilmente si incontrano durante il percorso della propria vita. Ilaria Arzenton, psicologa laureata a Padova. Il mio progetto è innovativo perché un regime alimentare equilibrato presuppone un equilibrio psicologico ed emotivo della persona. Sono Claudia Pellegrino, sono psicologa e mi sto specializzando in psicoterapia. Il mio progetto è innovativo perché considera il problema dell'assistenza domiciliare da un punto di vista diverso, mettendo al centro l'assistente e ponendola come punto di partenza per migliorare la qualità del servizio e favorire la salute e il benessere psicologico. Allora, io inizierei col mettere alla berlina Claudia Cordioli. Prego Claudia, sei pronta per presentare il tuo progetto? Hai 4 minuti e devi essere d'impatto. Perfetto. Fate un applauso per favore. Buonasera a tutti, io sono qui per presentare il progetto Enjoy the Silence che nasce dalla collaborazione tra me, una mia collega Elisa Nodari e la professoressa Ines Testoni e dall'unione delle nostre conoscenze e competenze nell'ambito della Death Education. In particolare il nostro progetto prende come problematica culturale la modalità tipica di vivere dell'uomo moderno, il quale, preso dalla frenesia inarrestabile della quotidianità, non si concede più il tempo per fermarsi e porsi delle domande esistenziali fondamentali che gli permetterebbero di vivere più pienamente e consapevolmente. Infatti la Death Education, che è appunto una pratica che permette di riportare all'interno della riflessione quotidiana la tematica della perdita e della morte, in particolare, soprattutto, per poter aiutare l'uomo a tutte le età di poter gestire l'angoscia derivante dal sentirsi mortale, ma soprattutto cogliere il significato profondo della propria vita e di conseguenza, riappropriarsi di una visione più positiva e serena del proprio futuro. Per ciò che riguarda il target, sono proprio gli adolescenti di questo progetto. Infatti l'adolescenza è una fase molto importante nella quale è possibile porre le basi per una buona salute in età adulta. Dunque gli obiettivi che noi ci poniamo con Enjoy the Silence consistono proprio nell'aiutare i ragazzi a riflettere sull'inevitabilità di una perdita, giungendo così ad una crescita esistenziale matura e completa, elaborando responsabilmente la sofferenza e di conseguenza potendo anche
portare avanti delle scelte responsabilmente. Infatti un percorso di Death Education aiuta a prevenire tutte quelle condotte a rischio nei giovani, che sono sicuramente di impatto molto rilevante all'interno della nostra società, e di conseguenza un percorso di prevenzione è indispensabile per poter ridurre anche tutte quelle spese socio-assistenziali ed economiche conseguenti. L'innovazione dunque del nostro progetto consiste proprio nell'inserire all'interno del contesto scolastico una stanza del silenzio. Il silenzio permette a chiunque di poter entrare in contatto con la parte più intima di noi stessi, e questa è l'esigenza che noi abbiamo riscontrato essere pregnante all'interno della nostra società. Non siamo più capaci di fermarci e di conseguenza in questa stanza essa ha un ruolo e un significato simbolico importantissimo, ovvero le persone possono incontrarsi con se stesse. Sicuramente questo è l'aspetto forse più complesso del nostro progetto, ma essendo appunto un'esigenza fondamentale, noi abbiamo deciso di lavorare esattamente in questo senso. Infine mi preme sottolineare che grazie alla collaborazione con la professoressa Testoni dell'Università di Padova è stato anche istituito un comitato nazionale che sta studiando le modalità e i tempi per realizzare in diverse strutture, tra cui anche la scuola, una stanza del silenzio. Io vi ringrazio dell'attenzione, però e vi lascio con una frase. Scusate, non erano andate avanti. Una frase che può essere considerata appunto come il filo conduttore dell'intero nostro progetto. Vi auguro una buona serata e vi ringrazio dell'attenzione. Perfetto, puoi andare. Grazie. Puoi andare. Sì, funziona? Sì, forse. No, non mi si sente più. Regia? Si sente? Ok. Allora adesso chiamerei sul palco Ilaria Argenton a presentare il suo progetto Nutrimente. Prego. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Ilaria Argenton, psicologa libero professionista e specializzanda alla scuola di psicoterapia cognitivo-costruttivista. Il titolo del mio progetto è Nutrimente, per un equilibrio tra nutrizione e mente. L'obiettivo di questo mio progetto è un'azione preventiva e di consulenza psicologica nei casi di sovrappeso, obesità, ma anche stili alimentari scorretti di tipo restrittivo. L'innovazione. Allora, secondo me l'innovazione è considerare l'importanza dei fattori psicologici ed emotivi sottostanti l'assunzione di cibo. E la figura dello psicologo è una figura molto importante che può lavorare sull'autoefficacia della persona e sulla consapevolezza emotiva e cognitiva della persona. In questo modo, tramite un lavoro d'equipe con altre figure professionali, nutrizionista, dietista, dietologo, c'è la possibilità di aumentare la probabilità che i percorsi nutritivi siano efficaci. Le azioni previste in questo mio progetto sono su 3 livelli. Ad un livello preventivo, attraverso degli incontri psicoeducativi nelle scuole, dove attraverso dei giochi di gruppo c'è la possibilità di lavorare con bambini e ragazzi sul legame tra cibo ed emozioni. Da un punto di vista di consulenza, istituire la figura, lo sportello psicologico presso i medici di base, presso le farmacie o anche presso lo studio dello psicologo, con 3 incontri gratuiti per i pazienti che hanno delle difficoltà legate al comportamento alimentare. Infine, è da proporre alle amministrazioni comunali dei gruppi di gestione del peso corporeo per giovani e per adulti e invece per bambini e per ragazzi dei gruppi di gestione delle emozioni dove lavorare, oltre che sulle emozioni, anche sul legame tra emozioni e cibo. Per quanto riguarda la fattibilità di questo progetto, una volta esauriti i fondi, si potrebbe comunque chiedere dei fondi alle scuole, alle amministrazioni comunali ed eventualmente anche provare a coinvolgere i servizi delle ASL e infine anche dei contributi economici dell'utenza. Ecco, grazie a tutti della vostra attenzione. Volevo concludere con una frase
che secondo me è molto importante: noi siamo quello che mangiamo. Perfetto. Adesso la presentazione di Claudia Pellegrino. Prego Claudia. Buonasera a tutti, sono Claudia Pellegrino e presento questo progetto dal nome Badiamoci. Questo progetto affronta il tema dell'assistenza domiciliare e in particolare lo affronta dalla prospettiva dell'assistente. Negli ultimi anni è stato rilevato un fenomeno in crescita chiamato Sindrome Italia. Questo termine è stato coniato da 2 medici ucraini che, visitando queste signore al ritorno in patria, hanno notato una sofferenza psicologica più o meno grave, ma comunque molto diffusa. Sicuramente questa cosiddetta sindrome può essere spiegata alla luce un po' delle caratteristiche che le persone che operano in questo settore hanno. Queste informazioni sono ancora più rilevanti se pensiamo che l'Italia è la prima nazione in Europa per numero di badanti, però soltanto un numero molto esiguo, quindi circa il 14%, è formato per andare effettivamente poi a svolgere la mansione assistenziale. Quindi, alla luce di questi dati che comunque ci forniscono un'immagine di una situazione ancora molto destrutturata, quello che ci si propone è di intervenire e affrontare il tema dell'assistenza domiciliare partendo proprio da un punto di vista diverso anche rispetto al passato, nel quale sono sempre state enfatizzate le necessità di chi viene assistito. Invece appunto in questo progetto si vuole partire proprio dal punto di vista delle assistenti per poi come spunto, diciamo, per agire a tutto tondo. Sicuramente gli obiettivi di questo progetto sono senz'altro il benessere psicologico dell'assistente, ma anche un incontro sinergico con la famiglia, che è il principale ambiente relazionale e fisico dell'assistente. E soprattutto si intende anche migliorare la qualità dell'assistenza, perché come è noto un assistente anche in ambito sanitario, come può essere un'infermiera che vive una forte situazione di stress, non assiste in modo adeguato. Quindi per concludere direi che all'interno di questa relazione in cui abbiamo considerato finora l'assistente e il suo benessere e la famiglia e l'assistito, è importante però anche inserire un terzo soggetto esterno a questa relazione che avrebbe un po' il compito di farsi da portatore di questa iniziativa e quindi anche di in qualche modo promuoverla. Quindi mi riferisco agli enti pubblici quali comuni e regioni, associazioni di vario tipo e aziende private che si occupano dell'erogazione di servizi socioassistenziali. Vi ringrazio per l'attenzione e grazie. Perfetto. Allora dovete sapere che loro comunque erano parzialmente sotto pressione perché hanno un massimo di 4 minuti, cioè non possono sforare e questa cosa tendenzialmente fa ansia, però non importa, sono stati bravi secondo me. Infatti adesso vorrei chiamarli tutti quanti sul palco, quindi venite tutti sul palco anche con quelli che vi hanno aiutato a collaborare nel progetto, se ci sono, facciamo un po' di sarabanda. In questo frangente la giuria sta dando i voti ai vari progetti, sui parametri che ho elencato prima. Poi c'è il nostro stagista di terza elementare che è un campione delle addizioni in colonna che calcolerà la somma di questi punteggi e decreterà il vincitore. Nicolò, occhio a riportare l'1 nell'addizione. Va bene, dovremmo quasi... Salite, prego, così intanto vi chiedo delle cose. Come vi siete trovati? Anzi, perché non vi hanno dato un microfono? Ce lo date un microfono così le facciamo parlare ancora? Vengo io. Allora, chi vuole parlare? Vi siete divertite? Sì, dai, qualcuno dica qualcosa. Vediamo se ci hanno dato un microfono acceso. Ero un po' sotto pressione, ero un po' agitata. Tra l'altro eri la prima. Esatto, quindi insomma, ero un po' agitata, vabbè dai, penso sia comprensibile. Anche voi? Un pochino, sì.
Risponde, Sicuramente. I giurati sono agitati, i giurati? Cioè, no, per niente? Questo è incredibile. Cioè, voglio dire, il vostro compito è il più arduo. Loro dovevano solamente mettersi qui e farsi giudicare da tutta questa platea. Voi invece dovete giudicare a vostra volta, però il vostro giudizio vale più degli altri. Perché? Non importa. Non indagheremo. Sta arrivando la lista. Perfetto, prego. Venga. Non farla vedere perché loro potrebbero essere estremamente interessate. Sbirciamo. Io direi di partire annunciando il terzo classificato, evidentemente. Credo che dovrò farlo io perché lei non è microfonato. Però... Terzo classificato della prima categoria Psicologia della Salute, Arzentoni Ilaria. Ed ora annunciamo il primo classificato. Il secondo è sempre omesso, poverino. Il vincitore della categoria Psicologia della Salute è Cordioli Claudia. Ma che meraviglia! Claudia Cordioli, prego, mostra. Questo applauso è per te, ma anche per voi, perché vincono tutti. Perfetto. Comunque a pensarci bene, ok, c'è uno che vince un po' più degli altri, però in realtà vincono tutti perché comunque hanno avuto l'occasione di salire su un palco e raccontare una cosa loro e avere comunque qualcuno che ti ascolta. Voglio dire, ci sono dei psicologi che vivono di questo, no? Di persone che vengono proprio con questa finalità. Quindi direi di passare alla seconda categoria, che è quella della psicologia clinica. Quella che si occupa un po' di mettere a posto i demoni della psiche, perché in effetti la psicologia si è sempre occupata di affrontare il caos con metodo e da questo rigore applicato nascono le terapie, le psicoterapie, poi nascono tutta una serie di attività per migliorare queste terapie, per renderle più accessibili, più fruibili. Quindi partiamo subito con il video che presenta i 3 finalisti della categoria psicologia clinica. Is my life. It's my passion. Sono Alice Andreoli, sono psicologa libera professionista. Il mio progetto è innovativo perché avvicina le conoscenze che abbiamo sul funzionamento cerebrale con la malattia mentale per antonomasia, ossia la schizofrenia. Sono Daniela De Cesario, psicologa, psicoterapeuta, libero professionista. Il mio progetto è innovativo perché pone l'accento su una tematica difficile e controversa che riguarda il 30% delle coppie italiane. Sono Ilaria Girlanda, psicologa, libera professionista e psicoterapeuta in formazione. Il nostro progetto è innovativo perché proponiamo un intervento di gruppo strutturato per la prevenzione del disagio giovanile sulla base di studi internazionali di comprovata efficacia. Ottimo! Allora, acceleriamo i tempi e partiamo subito con Ilaria Girlanda. Buonasera. Buonasera a tutti. Come si fa? Ok. Allora, io sono referente di un gruppo di lavoro, i nomi li vedete qui, e il nostro progetto è un progetto di prevenzione della depressione giovanile.
Allora, da dove siamo partiti? Abbiamo fatto un attento studio della letteratura internazionale, quelli sono gli interventi che l'APA definisce come efficaci, e da lì abbiamo constatato che in Italia non è presente, non esiste ad oggi un programma specifico per la prevenzione della depressione in età adolescenziale. Quindi la nostra idea è stata proprio quella di crearne uno. Quindi l'aspetto innovativo più importante del nostro progetto è proprio questo. Ecco, vabbè, qui ci sono alcuni dati semplicemente per farvi capire come se noi pensiamo semplicemente che la depressione è la prima causa di malattia e disabilità nella fascia d'età compresa tra i 10 e i 19 anni, appare chiaro come sia importante rispondere a questa mancanza e questo insomma è l'onere e l'onore che vogliamo prenderci. Cosa abbiamo fatto? Un programma di gruppo strutturato rivolto a ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni che presentano vulnerabilità alla depressione. Questo progetto è applicabile in contesto scolastico. Questo ci permette di raggiungere il maggior numero di ragazzi e non è stigmatizzante. L'obiettivo è proprio quello di proporre un modello di prevenzione della depressione giovanile, modificare gli stili negativi di pensiero e quindi incrementare nei ragazzi quelle che sono le abilità di problem solving, le abilità comunicative, lavorando su quelli che sono i fattori protettivi. I passi brevemente del nostro progetto: uno screening iniziale, un approfondimento mediante colloquio clinico e nei casi in cui troviamo un disturbo conclamato l'aggancio ai servizi territoriali, quindi un altro obiettivo è proprio quello di fare rete. Poi il training di gruppo e il retest con i questionari utilizzati all'inizio per vedere appunto l'efficacia del nostro progetto. Il training di gruppo, noi miriamo un coinvolgimento attivo e diretto dei ragazzi, queste sono le tecniche che utilizziamo e queste sono brevemente, così, un esempio delle schede di lavoro che abbiamo utilizzato. Si muove. Non va più avanti. Ok. Cosa vogliamo fare? Vogliamo ampliare il nostro campione, vogliamo raccogliere dati e vogliamo validare l'efficacia di questo programma per fare in modo che diventi un golden standard per la prevenzione nel contesto italiano. Abbiamo raccolto dei dati iniziali che ci spingono ad andare avanti. Infatti, eccoli qua. Perché il nostro progetto? Allora, ha costi relativamente bassi, quindi sono costi che possiamo calcolare fin dall'inizio in base al materiale utilizzato e ai professionisti. Ha un buon impatto sui ragazzi in termini di risultati in output, che sono appunto quelli che vi dicevo, ma anche in termini di soddisfazione rispetto alla partecipazione. Altre due qualità del nostro progetto, oltre appunto a essere innovativo nel contesto italiano, sono il fatto che rientra in quello che l'OMS raccomanda alle scuole, quindi un lavoro dedicato alle life skills, allo sviluppo e al potenziamento delle life skills. Inoltre consente di dare alle scuole e soprattutto anche alle ULSS di riferimento un strumento utile, efficace e validato per prendersi cura dei ragazzi, quindi per accompagnarli nel loro processo di crescita e favorirne il benessere psicofisico. Grazie. Chiamiamo subito sul palco Alice Andreoli. Buonasera a tutti, io sono Alice Andreoli, sono psicologa laureata in neuroscienze. Il mio progetto riguarda la riabilitazione cognitiva al primo esordio psicotico. Questo progetto è iniziato a prendere forma circa un anno fa durante la mia frequentazione al Dipartimento di Salute Mentale ULSS 22. La schizofrenia è una malattia caratterizzata da numerosi sintomi invalidanti, tra cui deliri, allucinazioni, comportamento e eloquio disorganizzato. Oltre a ciò, una letteratura recente ha dimostrato che sono presenti deficit a livello cognitivo. Per deficit cognitivi si intendono deficit a carico di attenzione, memoria e funzioni esecutive. Questi deficit non sono però irrimediabili, perché attraverso training cognitivi specifici, come è stato dimostrato in altre città, tra cui in Austria, in Germania e a Vienna, si possono eseguire degli esercizi specifici per migliorare questi
queste funzioni, sia mediante esercizi carta e matita che attraverso PC. Questi portano anche a conseguenze positive dal punto di vista della qualità della vita, del funzionamento sociale e lavorativo e la riuscita di altri tipi di interventi, come quelli più classici. Inoltre porta a una riduzione dei sintomi negativi. Perché è innovativo il mio progetto? Perché affianca l'idea della schizofrenia alle idee che ci derivano dalle neuroscienze. Infatti la schizofrenia non è solo una malattia mentale, ma anche una malattia di tipo fisico. Inoltre si può lavorare sulla plasticità cerebrale per sfruttare le risorse in modo tale da ottenere un inserimento sociale e lavorativo. Per quanto riguarda l'aspetto economico, è importante la riduzione del numero di ricoveri che si ottiene con questo tipo di training. Si sa infatti che un ricovero in psichiatria costa circa sui 3.000 euro. Inoltre si va a lavorare su inserimento lavorativo. Volevo concludere con queste foto che ritraggono alcuni utenti del centro diurno che mi hanno stimolato in questo progetto e che mi hanno insegnato che cos'è la malattia mentale, che non è solo perdita, cronicità, ma è anche un mondo a cui fare riferimento e su cui lavorare, perché si deve lavorare. Grazie, ho concluso. Brava. Adesso chiamiamo sul palco Daniela De Cesario. Buonasera a tutti. Questo è il titolo del nostro progetto, in collaborazione con le colleghe la dottoressa Giulia Gallinari e la dottoressa Chiara Mondini. La prima domanda che una coppia si pone di fronte a una diagnosi di sterilità o infertilità è perché? Questa domanda in Italia se la pongono ben 3 coppie su 10, un numero importante che ci deve fare assolutamente riflettere e che mette anche in evidenza un altro fattore importante. Questo è un numero destinato a crescere. Passiamo la vita, o una buona parte di essa, a cercare di evitare una gravidanza. Poi, quando ci sentiamo pronti, quando tutto è al suo posto, il figlio desiderato non arriva. A dare conferma di questo arriva questa diagnosi, che è vissuta dalle coppie come una ferita profonda, difficile da sanare, che va a scardinare dalle fondamenta uno dei fondamenti dell'esistenza umana, cioè la possibilità di riprodursi. Nessuno si chiede se sarà in grado o meno di avere un figlio, lo diamo per scontato, come se fosse un bene che ci è stato dato e basta. Il progetto vuole accompagnare le coppie in questo percorso che è difficile, è doloroso ed è denso di significati emotivi, psicologici e sociali, ponendosi un ulteriore obiettivo però, quello cioè di sensibilizzare la popolazione nei confronti di questo tema, che è molto sentito, enfatizzando l'importanza del sostegno psicologico e valorizzando la figura dello psicologo, che in quest'ambito è ancora molto nell'ombra. Il valore aggiunto di questo lavoro risiede nel suo forte impatto economico, non solo perché appunto è una spesa importante quella della procreazione medicalmente assistita, ma perché grazie al sostegno che noi riusciamo a fare su queste coppie possiamo avere dei risultati positivi, avendo cioè degli esiti buoni, riducendo il numero di tentativi che possiamo fare assolutamente. Scusate, ma non va avanti. Ok. Sul numero di tentativi che le coppie possono fare, non solo, ma anche su tutta la questione della farmacoterapia. Di conseguenza questo incide notevolmente sulla spesa sanitaria, ma anche sulla spesa per le coppie, riducendo poi di conseguenza un altro fattore molto importante, e cioè l'annoso problema delle liste di attesa, perché effettivamente accedere a un percorso di PMA può essere molto lungo, ma in questa maniera offriamo alle coppie una possibilità in più, quella cioè di realizzare il sogno, di stringere tra le braccia un bambino in tempi relativamente brevi o quantomeno accessibili. Un altro valore aggiunto di questo progetto è il suo forte impatto sociale, non solo perché questo problema copre una buona fetta della nostra popolazione, ma perché partendo da 3 province, Padova, Vicenza e Treviso, il progetto vuole raggiungere tutto il Veneto e attraverso la costruzione di un sito dedicato all'argomento vogliamo andare oltre i confini regionali e diventare un punto di riferimento a livello nazionale. Inoltre, l'innovazione del nostro progetto consiste nel porre il focus sul concetto di salute riproduttiva, un concetto che diamo per scontato, che spesso mettiamo anche seriamente in pericolo con degli atteggiamenti poco salubri e poco considerevoli. Inoltre, considerato un altro fatto molto importante, e cioè che la casistica sta aumentando.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla del 20-25% della popolazione mondiale. Quindi lavorare in un'ottica di prevenzione per mantenere e sostenere e tutelare il benessere riproduttivo, non solo fisico e psicosociale della comunità, questo puntando sul concetto assolutamente di rete, cioè della sinergia tra più figure professionali che lavorano ed operano nell'ambito della riproduzione umana. In tutto questo la coppia è al centro, perché la coppia viene accompagnata e sostenuta soprattutto nel processo decisionale. La coppia viene sostenuta a prendere la decisione migliore, che può essere sì la PMA, assolutamente, ma anche una vita fatta di figli in affido, di figli adottati, oppure della serena e consapevole accettazione di una vita senza figli, senza mai dimenticare il focus vero e reale, ossia la coppia, che viene vista nella sua totalità, nelle sue dinamiche, al fine di promuovere e migliorare la loro qualità di vita. Grazie a tutti. Benissimo, tornate subito sul palco. Spero che i giurati questa volta siano... No, ma non è colpa dei giurati, è colpa dello stagista novenne che ci è lento a fare i calcoli. Quindi adesso vediamo come siamo. Intanto salite qui, ecco qui il mio bel gineceo. Tu hai sforato, ma io lo dico. Ragazza mia. Insomma, Assia, mi porteresti un microfono? Così le facciamo parlare? E soprattutto, portiamo un microfono anche ai giurati, così facciamo parlare anche loro. Ce l'hanno? C'è qualcosa da dire? Voi volete dire qualcosa? No? Voi volete dire qualcosa? Dai, aiutatemi, vi prego, cioè è veramente dura. Giurati, volete dire qualcosa? Gamberini? Oh, Mi piacerebbe sapere dove vi siete laureati prima di tutto, perché qui ci sono giurati da diverse università, no? E un po' cosa vi aspettate da questo premio? Cioè qual è la vostra aspettativa? Perché questo per noi è anche molto importante per la prossima edizione magari. Visto? Quindi l'università e... Allora, io mi sono laureata a Trento, all'Università degli Studi di Trento, specialistica di neuroscienze, e da questo mi aspetto che l'idea sia valorizzata e che mediante sia la determinazione del singolo che mediante la rete che si può creare tra professionisti, tutti i progetti che sono stati proposti, che comunque sono progetti validi, vengono realizzati, perché comunque possono portare anche dei benefici a livello generale, sociale, quindi perché non realizzarli? Io mi sono laureata a Padova in psicologia clinica. Con me? Sì, tra l'altro correlatore di tesi dopo 6 anni. Che rock. Eccoci qua, che robe. Vabbè. Allora, io credo tantissimo in questo progetto, come io ci credono tantissimo anche i colleghi che insieme da un po' di anni che ci lavoriamo, perché appunto siamo partiti dalla letteratura, abbiamo cercato di capire cosa c'è nel contesto non solo italiano ma anche appunto internazionale, e da lì abbiamo messo in atto questo progetto. L'abbiamo sperimentato, abbiamo visto che è fattibile, che è concretizzabile, si può fare, e abbiamo soprattutto visto che serve, nel senso che nella fase di approfondimento, nel momento in cui si dà spazio ai ragazzi, si colgono anche disagi veramente profondi, disagi che necessitano agganci anche immediati con i servizi territoriali, e questa insomma è la risposta a tutte le nostre domande e tutti i nostri sacrifici. Ecco. Allora, io sono laureata all'Università di Padova in psicologia clinica, specializzata in psicoterapia presso il CISPAT di Padova, più tutta una serie di altri master che sono venuti nel tempo. Il progetto nasce fondamentalmente per dedicarlo a tutte quelle donne, e ne ho conosciute diverse, a cui sono particolarmente legata, che hanno affrontato questo percorso, vedendone la sofferenza. Poi la felicità in chi è riuscita a stringere tra le braccia un bambino, ma anche il problema di chi non ci è riuscito e probabilmente non ci riuscirà mai. E quindi è dedicato a loro. La speranza è quella di aiutare queste coppie e soprattutto queste donne che vivono la ferita della sterilità come qualcosa che non passa mai. Perché fondamentalmente anche una donna che riesce attraverso la medicina ad avere un figlio si sente e continuerà a sentirsi sterile.
e questa è una ferita molto profonda, perché è una ferita che poi ripercorre, se vogliamo, anche le generazioni. Inoltre, ovviamente, la possibilità di dare un lavoro a tutti i giovani colleghi, perché è un ambito veramente vastissimo in cui lo psicologo non c'è. È soprattutto un ambito che per legge prevede la figura dello psicologo, ma che purtroppo i centri, che siano pubblici o privati, assolutamente non tengono in considerazione. Quindi cerchiamo di lottare per aiutare gli utenti, ma per aiutare i colleghi soprattutto. Grazie. E adesso veniamo alla premiazione. Terzo classificato della categoria psicologia clinica, Ilaria Girlanda. La vincitrice invece è Daniela De Cesario. Complimenti, Daniela. Grazie mille. Siamo a metà. Abbiamo visto dei progetti e faremo di tutto perché si realizzino. Però adesso ci prendiamo 5 minuti per guardare dei progetti molto importanti nell'ambito della psicologia che sono già stati realizzati. È soltanto una piccola rassegna, avremmo voluto mostrarne degli altri e in futuro sicuramente lo faremo. Però intanto ci godiamo questo brevissimo video che parla dell'innovazione in psicologia. (1971). Il Ministero della Pubblica Istruzione sancisce, con 2 decreti, la nascita del corso di laurea in psicologia nella facoltà di Magistero a Roma e Padova. L'Università di Padova, assieme a Roma, è la prima in Italia a dotarsi di un corso di laurea in psicologia. Circa 20 anni più tardi, nel 1989, la psicologia diventa professione ordinistica e oggi, in virtù del disegno di legge Lorenzin, si appresta a diventare professione sanitaria tout court. Nel 2016, come nel 1971, il Veneto è territorio all'avanguardia. Da anni, l'Ordine degli Psicologi conduce una battaglia per il riconoscimento legislativo della figura dello psicologo di base. Mercoledì 18 maggio in Villa Bonina a Montecchio Precalcino, i vertici della sanità, il mondo della psicologia, i medici di base e l'Università di Padova si sono confrontati sulle esperienze dell'Alto Vicentino, di Cappella Maggiore, di Carmignano di Brenta, del Bellunese, di Castelfranco Veneto e Zevio. Unanime la richiesta che viene dal basso. Andare avanti, istituzionalizzare e finanziare la figura, creare i livelli essenziali di assistenza psicologici. In sala, il consigliere regionale Giampiero Possamai, presidente della Commissione sulla valutazione delle politiche pubbliche, ha confermato l'impegno della Regione Veneto, così come il presidente dell'Ordine degli Psicologi Alessandro De Carlo ha promesso che l'Ordine continuerà a stare in partita. L'Ordine è fortemente motivato a continuare a portare avanti questa esperienza e a cercare le sinergie e le collaborazioni per realizzarla. Per noi rappresenta un presidio di salute, di benessere psicologico, di prevenzione e un contatto con la popolazione, con le persone, nonché un aiuto, un supporto ai servizi di psicologia già esistenti e ai professionisti che lavorano nel privato. Ma non c'è solo lo psicologo di base. Ludopatie, dipendenze, benessere familiare, benessere nei luoghi di lavoro, promozione culturale. La psicologia è uno strumento per affrontare l'attualità, come la crisi economica e la crisi delle grandi banche venete. Nell'azienda ospedaliera dell'Alto Vicentino a Sant'Orso ha sede il progetto. Inoltre, sportello di ascolto per gli imprenditori colpiti dalla crisi, gestito dalla dottoressa Emilia Laugelli. È un servizio nato all'indomani di quella tragica primavera che vedeva nella cronaca notizie drammatiche di suicidi di imprenditori. La Regione Veneto ha voluto dare una risposta sanitaria a questa gente e da allora 2.950 persone si sono rivolte al nostro servizio. Quando chiamano il numero verde perché
non hanno intenzione di parlarne in famiglia, per cui cercano uno specialista fuori, ma non hanno neanche la capacità di parlarne con il proprio medico. E quella via di mezzo, del tutto così ovattata, dedicata, un momento di privacy dedicato per cui loro si sentono di raccontare le proprie storie. Oggi lo sportello presta servizio anche ai risparmiatori e alle famiglie colpite dalla crisi degli istituti di credito. La Regione Veneto ha voluto mettere a disposizione il nostro servizio anche per tutti i risparmiatori che si sono trovati in uno stato di preoccupazione generale per il tonfo delle due grandi banche venete. E si sta sviluppando, come dire, una sorta di nuova povertà, per cui c'è bisogno di sostenerli, di seguirli, ma soprattutto di accompagnarli in un nuovo percorso che sarà tutto da sviluppare. A Treviso, invece, l'Ordine degli Psicologi ha sostenuto un importante progetto del Centro della Famiglia, capace, come spiega il direttore operativo Adriano Bordignon, di mettere al servizio della vita quotidiana le competenze di psicologi qualificati. Il nostro lavoro è intenso sul tema della famiglia, delle relazioni familiari, le più intime, le più intense per ognuno di noi. Abbiamo voluto mettere a disposizione questo patrimonio del nostro ente, della nostra organizzazione e fornire alla cittadinanza trevigiana, ma anche a un territorio molto più allargato, una serie di serate a tema specifico su bisogni emergenti. Serate, il ciclo si chiamava Rottamiamo il malessere. Si parte proprio da un'attenzione, una voglia di fare un salto e passare da qualcosa che sembra di non funzionare e trasformarlo in qualcosa invece che funziona, che dà soddisfazione. In questo specifico approccio abbiamo voluto dare ai cittadini delle vicinanze, degli atteggiamenti da sviluppare come persone. Il carico emotivo sulle aspettative familiari è rilevantissimo. È necessario però partire da lontano e dare degli strumenti alle famiglie perché possano affrontare dei problemi, delle tematiche prima che siano conclamati e gravi. È tutta un'azione di prevenzione che vogliamo sviluppare e quindi tutte le nostre serate avevano questo sviluppo che si evolveva a partire da un bisogno e aiutava le famiglie e le persone a riconoscerlo, dai problemi dell'intimità ai problemi della comunicazione, al tema della gestione del conflitto, all'intelligenza sessuale, al tema della fertilità e delle adozioni, adesso connesse alla gestione appunto di tutti quelli che sono le ordinarie situazioni che le famiglie incontrano. A Venezia è stata fondata dallo psicologo psicoterapeuta Alfredo Lopez l'associazione culturale Anadiomene. Mito e psicologia assieme per comprendere una contemporaneità sempre più complessa. L'associazione Anadiomene nasce a Venezia nel 2014 allo scopo di approfondire e divulgare il pensiero di Carl Gustav Jung e la psicologia analitica. L'idea di rifarsi a un mito, quello della bellezza e una realtà territoriale assai concreta come quella di Venezia, fa il palio con due dei punti cardine dell'attività dell'associazione. Da una parte c'è l'idea che possa darsi una psicologia come estetica del profondo. Le psicoterapie analitiche sono in fondo un'estetica. Quando entriamo in contatto con l'inconscio abbiamo a che fare con immagini, con simboli, ovvero con un'idea di bellezza come di un qualcosa capace di attrarci alla vita. Siamo convinti che solo attraverso l'interdisciplinarietà, ovvero attraverso il desiderio di esplorare il reale da diverse prospettive, possa alimentarsi un dialogo capace di generare il nuovo. Moltissimi sono i campi in cui la psicologia è in crescita. Nel cinema, nell'arte, nello sport, nelle organizzazioni, nell'approccio alle nuove tecnologie, in ambito alimentare. Dietro grandi successi c'è spesso la solidità di un pensiero scientifico al servizio della persona. E il Veneto, come nel 1971, è una regione pronta ad essere in prima linea per il futuro. Proseguiamo con il talent. It's my life. It's my passion.
Sono Simone Pagnin, mi occupo di psicologia applicata e psicologia strategica e il mio progetto è innovativo in quanto attraverso delle mappe visuali può consentire a chiunque si occupi di personale e di persone soprattutto di gestire e valorizzare nel migliore dei modi tutto il loro potenziale. Mi chiamo Mariangela Metiforo, sono psicologa clinica e lavoro in ambito sanitario. Il mio progetto è innovativo perché affronta un tema molto importante, che è quello dell'empatia, importante per la relazione terapeutica e nella professione d'aiuto. Ed è innovativo anche perché utilizza degli strumenti formativi che sono dei mediatori artistici, quindi teatro, scrittura, fotografia, ed è per questo che è un progetto molto nuovo ed importante. Sono Paola Daniele, psicologa e psicoterapeuta, lavoro nel settore clinico e come consulente organizzativa. Il mio progetto è innovativo perché è applicabile in tutte le organizzazioni, è praticamente a costo zero e perché rende i dipendenti protagonisti del proprio benessere e quindi anche del benessere organizzativo aziendale. Chiamiamo sul palco Paola Daniele per presentare il suo progetto. Buonasera a tutti. Questa sera vi parlerò di risorse umane. È consolidato ormai che le persone, le risorse umane, siano il patrimonio dell'azienda, siano il motore che fa la differenza, quell'elemento variabile che dà valore all'interno delle organizzazioni. Questo è vero, quanto è vero che la gestione del personale sia l'attività e l'impresa più difficile e più dispendiosa dal punto di vista del tempo, delle energie e dei costi. Pensiamo per esempio ai costi dell'assenteismo, dei conflitti interpersonali e della comunicazione o la non comunicazione. Quindi ho pensato di cambiare prospettiva e pensando a quello che potrebbe essere l'obiettivo finale, che è quello del benessere individuale che porta poi a quello organizzativo. E cambiando prospettiva ho pensato che invece di aggiungere qualcosa, di fare qualcosa di diverso, forse bisognava fare un passo indietro. E quindi lo spazio, il dare spazio. Mi spiego meglio. Una volta definiti i confini organizzativi, quindi le regole, la definizione in termini di obiettivi di raggiungimento di risultato, sia produttivi che di servizio, quello che manca è il come raggiungo quei risultati e quello spazio sarebbe interessante che fosse coperto quasi al 100% dai dipendenti, che fosse uno spazio in cui loro possono valorizzare il loro saper essere e il loro saper fare, possono valorizzare la loro professionalità, la loro voglia di partecipare e quindi stiamo parlando comunque stiamo parlando di compartecipazione, di motivazione, di alleanza e di comunicazione, cosa che può favorire le relazioni interpersonali e favorire la soggettività di ogni persona all'interno dell'organizzazione. Stiamo parlando di una gestione del personale che considera non le persone come un'unica insieme omogeneo, ma stiamo valorizzando le differenze. Per quanto riguarda gli incentivi, non considerando quelli che sono gli incentivi economici, avere un qualcosa di concreto come può essere le misure di conciliazione famiglia-lavoro, ossia quelle misure che permettono alle persone di individuare quelle misure che aiutano ad armonizzare i tempi di vita e i tempi di lavoro, è qualcosa che può che essere incentivante. Il premio, l'ammontare del premio servirà a capire nello specifico quali sono quelle modalità da poter poi replicare all'interno di ogni organizzazione. Io ci credo e per questo ho presentato il progetto. Molte realtà europee hanno già provato questa nuova modalità.
Il punto è se ci credete voi e se abbiamo coraggio di cambiare. Grazie. Continuiamo la sfida con Simone Pagnin. Prego. Al telecomandino. Grazie. Buonasera a tutti. Che emozione. Allora, questa sera io vi porto il mio strumento, il mio progetto. Si chiama Visual Network Process, per comodità per i 4 minuti VNP. Allora, oggi un'azienda per riuscire come dire, a ritagliarsi il proprio spazio in un mercato economico che è estremamente globalizzato, complesso e competitivo, deve necessariamente essere capace di innovare, di rinnovarsi tecnologicamente, ma soprattutto di valorizzare ai massimi livelli le potenzialità dei propri dipendenti, delle persone che lavorano in azienda. Il VNP si colloca proprio in questa dimensione, che peraltro è di natura squisitamente psicologica. Ma cos'è il VNP? Il VNP sostanzialmente è uno strumento che, fortemente innovativo, che attraverso una successione di metodi visuali e di analisi strategiche oggettive consente alle direzioni risorse umane, ma all'azienda in generale, di effettuare una gestione strategica del proprio personale. E come lo fa? Lo fa attraverso 3 fasi fondamentali, che lo avvicinano tra l'altro molto a un approccio scientifico. La prima fase è l'osservare. Partendo dalla teoria dell'analisi delle reti organizzative, col VNP noi riusciamo a rendere visibile ciò che è invisibile, quindi scattare un'istantanea di quelle che sono le dinamiche relazionali e della distribuzione dei flussi lavorativi, al di là degli organigrammi aziendali. Un forte accento sull'agire, nel senso di creare attraverso una mappa visuale una procedura strutturata finalizzata al raggiungimento di obiettivi specifici e eventualmente alla risoluzione di criticità che sono legate alla gestione del personale. Come ultima fase c'è quella della misurazione, che è molto importante per le aziende perché dona loro la possibilità di avere un ritorno sugli investimenti, cioè capire quanto i soldi sono stati spesi e la bontà di quello che è stato fatto. Ci sono moltissimi vantaggi nell'utilizzare un VNP, però io vorrei utilizzare l'ultimo minuto e 41 secondi per farvelo vedere un pochino nel concreto. A sinistra potete vedere quello che è un tipico organigramma aziendale. A destra invece quello che può consentire il VNP. Ad esempio, focalizziamo un attimino l'attenzione su Marta. Marta è un manager profilo junior di un'azienda di medie dimensioni e al di là del ruolo informale che copre nell'organizzazione possiamo notare immediatamente che ricopre il ruolo più centrale di tutta la rete, di tutta la struttura manageriale. Inoltre Marta è anche l'unico nodo, l'unica persona che tiene in comunicazione quella divisione che vedete lì in alto a destra, che è la divisione numero 3, nello specifico produzione. Ora vorrei pormi qualche domanda assieme a voi. Ad esempio, ma noi azienda, come stiamo aiutando Marta a gestire quel carico lavorativo lì? E soprattutto, come stiamo valorizzando e riconoscendo il lavoro che fa Marta? Stiamo pensando a pianificare la sua carriera affinché non abbandoni l'azienda? E se Marta ci lascia, cosa succede alla divisione produzione? Non comunica più magari con ricerca e sviluppo o con la funzione commerciale? E i 3 nodi che vedete in verde, altri 3 manager, perché li teniamo in posizione così periferica? Perché stiamo sottoutilizzando il potenziale che magari uno dei 3 ha la soluzione che serviva alla divisione produzione qualche mese fa? Sono scaduti i 4 minuti, quindi concludo lasciandovi una domanda. È una domanda che ha fatto riflettere me e che ha consentito anche la nascita di questo progetto del VNP. Quanto stiamo permettendo al nostro capitale umano di creare davvero valore nell'azienda? Grazie.
Adesso ascoltiamo la presentazione di Mariangela Mettifogo. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Io vi presento questo progetto che si chiama Educare l'empatia nei professionisti sanitari. Perché educare l'empatia? Perché per prendersi cura del paziente, il professionista sanitario deve avere capacità di ascolto di se stesso e anche dell'altro, deve saper riconoscere le proprie emozioni, le proprie reazioni emotive e anche comportamentali nelle situazioni di disagio e saperle modulare in maniera efficace. E quindi è sottoposto a un elevato lavoro emozionale, uno sforzo continuo, che viene proprio definito il lavoro emozionale, no? Che lo impegna e che sfocia in due modalità che gli mette in atto, due principali modalità che mette in atto per regolare le proprie emozioni. Una modalità di tipo superficiale che sfocia nella dissonanza emotiva. Cosa succede? Cerco di manifestare l'emozione che ritengo più adeguata per una determinata situazione, ma non è l'emozione che io realmente provo e questo a lungo andare provoca stress, provoca esaurimento emotivo, provoca proprio una sensazione di inautenticità. E l'altra modalità che è di tipo profondo e che è l'empatia, che permette il riconoscimento dell'emozione dell'altro e la messa in atto anche di strategie comunicative efficaci e di una risposta congrua. E questa empatia dà al professionista una sensazione di autoefficacia e di soddisfazione e nel paziente la sensazione di essere ascoltato, accolto e compreso. E questi sono alcuni dei presupposti teorici che hanno ideato quindi questo progetto e che hanno fatto scegliere il tema dell'empatia, perché è un tema molto importante e molto studiato, però trascurato nei programmi formativi dei professionisti e quindi si colloca nell'ambito della psicologia del lavoro e si rivolge a tutti i professionisti della salute a tutti i livelli, dal medico all'operatore sociosanitario. Qual è il nostro obiettivo? Favorire appunto la competenza comunicativa ed empatica, che sarà per il professionista la base per instaurare delle relazioni produttive ed efficaci con i propri colleghi, quindi all'interno dell'equipe del lavoro, e delle relazioni terapeutiche efficaci e positive con il paziente. E qual è il nostro metodo? Il metodo è un metodo innovativo, non si tratta di una formazione di tipo tradizionale, perché cercheremo di organizzare degli incontri di tipo esperienziale, favorendo delle attività di tipo espressivo e creativo che sfruttano l'uso di mediatori artistici, quindi teatro, scrittura, arti visive, la fotografia, il linguaggio performativo e appunto la scrittura che vi ho già detto. Qui potete vedere alcuni dei momenti di queste attività formative in cui si utilizzano questi strumenti, questi mediatori artistici per favorire quello che è l'emergere dei propri vissuti, favorire il confronto, favorire anche poi un feedback e una condivisione. E qui vi ho riportato alcune frasi importanti di due studiosi, un filosofo, William Ditti, che sostiene come l'esperienza vissuta non possa essere portata a compimento se non viene in qualche modo espressa e condivisa attraverso varie forme di linguaggio. E Victor Turner sostiene che questo completamento può avvenire attraverso la performance, sia essa rito, cerimonia, oppure appunto teatro o anche poesia. Ecco quindi le mie conclusioni. Quello che vogliamo raggiungere con questo progetto è quello appunto di migliorare la competenza empatica, ma avrà un impatto sociale ed economico elevato. Perché? Perché ci saranno riscontri anche sul paziente che gioverà di miglioramento della relazione terapeutica e quindi sarà più compliante e più partecipante al proprio processo di cura. E sul professionista perché ridurrà il suo rischio di demotivazione, di burnout, di stress lavoro correlato e quindi migliorerà quella che è la qualità assistenziale in maniera diretta. Il metodo esperienziale che noi proponiamo garantirà quello che è il successo formativo perché cerca in qualche modo attraverso i mediatori artistici di favorire quello che è appunto l'acquisizione profonda di processi emotivi che andiamo a trattare e permetterà un dialogo continuo tra quelli che sono le ragioni della mente o la parte razionale, la nominazione delle emozioni e quello che invece è il vissuto più profondo e più del corpo, appunto il vissuto emozionale del psicofisico. Vi ringrazio per l'attenzione e ho terminato. E adesso, in attesa che arrivino i punteggi della premiazione, chiamo sul palco tutti i finalisti della categoria Psicologia del Lavoro. Venite.
E ne approfitto anche per dire che quando si accennava al fatto che vincono tutti, è proprio vero che vincono tutti, perché a ciascuno viene consegnata una borsa. Al terzo classificato una borsa di 500 euro, al secondo classificato una borsa di 1000 euro e al primo classificato una borsa di 2500 euro. Ma non è finita. A tutti, a prescindere dal posizionamento, viene data una consulenza per la realizzazione del progetto completamente gratuita, fiscale, di marketing, fundraising e il supporto promozionale da parte dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Invece voi come vi siete trovati? Io comincio ad essere stanco in realtà, loro no probabilmente perché si stanno divertendo di più, però voi cosa dite? Io quasi quasi lo rifarei. Lo rifaresti? Anche per solo. Volete che lo rifaccia? No, grazie. C'è qualcosa che volete rivedere? È una domanda difficile in realtà perché la risposta reale non te la dicono. Non lo so, interroghiamo la giuria. No, ditemi qualcosa voi. Uno di voi prenda la parola, vi prego. Ringrazio ancora perché è veramente stata un'iniziativa molto bella quella promossa dall'Ordine degli Psicologi del Veneto e in particolare del Presidente Alessandro De Carlo, perché credo sia un'iniziativa che, anche rara occasione, se non la prima volta in Veneto, in cui la psicologia diventa permeabile, diventa apertura verso anche altre professioni e lo fa attraverso delle idee, dei progetti che possono veramente creare delle equipe multidisciplinari, no? E quindi interessanti per definizione. Anch'io voglio ringraziare tutti anche per l'opportunità di essere qui, e perché oltre appunto a portare un progetto a cui tengo molto, ho avuto piacere di sentire dei progetti molto interessanti anche dei miei colleghi, quindi è stato proprio interessante e piacevole allo stesso tempo ed emozionante. Grazie. Grazie. No, adesso devi dire, hai già parlato? Giuria, chi è che vuole dire qualcosa? Dai, un bel commento su quest'ultima tranche, psicologia del lavoro. Ah, è vero, c'entra col lavoro, no? La Confindustria, qualcosa. Allora diamo un microfono. No, perché io di base non me ne intendo, però mi sembra che ci sia un nesso. Ma veramente io mi sento sicuro, tranquillo qui con tutti questi psicologi, perché fare l'imprenditore in questo periodo veramente c'è un gran bisogno di sostegno e quindi qui lo posso trovare. Penso. Psicologo come Lovatta, no? Sì, è vero. Ecco, no, progetti molto interessanti, ci sono ovviamente tanti settori da analizzare nelle imprese, le imprese che si stanno trasformando, stanno entrando generazioni di prime, seconde generazioni di immigrati, bisogna creare un microcosmo, insomma sono tutte cose dove sicuramente lo psicologo può essere di grande aiuto. Benissimo, e quindi procediamo col comunicare il terzo classificato della categoria lavoro. Simone Pagnin. E invece facciamo il secondo per... Sì dai, diciamo il secondo, però non gli diamo la targa, è un po' crudele, va bene lo stesso. Va bene, allora comunichiamo il secondo, però il primo dovrebbe esultare a quel punto per rendere credibile la cosa. Quindi il secondo classificato è Mariangela Mettifogo. E tu devi esultare. Paola Daniele. Volge al termine. Ultima categoria, psicologia dell'innovazione. Vediamo il video con i 3 finalisti.
Antonio Pinton, psicologo, libero professionista, lavoro nell'ambito della psicologia dell'educazione scolastica e mi interesso molto di sport. L'aspetto innovativo del mio progetto riguarda appunto l'ambito educativo, emotivo, relazionale dello sport. Mi chiamo Marilyn Monaro, sono psicologa, studente di dottorato in Brain, Mind and Computer Science presso l'Università di Padova. Il mio progetto è innovativo perché unisce le competenze delle neuroscienze cognitive con le nuove tecnologie proprie del campo dell'informatica per risolvere un problema estremamente attuale che è quello dell'identificazione dei terroristi. Mi chiamo Chiara Ghiraldini, sono una psicologa specializzata in psicodramma analitico e tecniche attive e il nostro progetto è innovativo perché è un'applicazione digitale che i ragazzi in età preadolescente e adolescenza possono utilizzare in completa autonomia per contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Iniziamo con le presentazioni e iniziamo proprio da Marilyn Monaro. Prego. Puntatore. Buonasera. La verifica dell'identità per motivi di sicurezza è un tema estremamente attuale e molto sentito, soprattutto alla luce dell'aumento degli attacchi terroristici che ci sono stati negli ultimi 10 anni. Molto spesso i terroristi si muovono da un paese all'altro semplicemente utilizzando delle identità false. Quindi non è difficile intuire come avere uno strumento che sia in grado di identificarli già al loro ingresso nei paesi occidentali potrebbe essere di grande aiuto soprattutto nell'ambito della sicurezza sociale. Il nostro progetto mira appunto a costruire uno strumento che sia in grado di verificare l'autenticità dell'identità dichiarata senza avere alcuna conoscenza a priori rispetto all'identità del dichiarante. Per fare questo siamo partiti da delle solide evidenze scientifiche che riguardano lo studio dei meccanismi cognitivi coinvolti nella produzione della menzogna. In particolare l'idea è quella di utilizzare delle misure implicite del comportamento per tracciare i processi cognitivi che sottostanno alla produzione di informazioni false. Utilizzeremo nello specifico il tracciato del movimento del mouse mentre i soggetti sono impegnati in un compito di risposta a domande relative alla propria identità, per riuscire appunto a capire qual è la traiettoria tipica del mentitore rispetto a quella di un soggetto sincero. La principale caratteristica innovativa di questo progetto risiede nell'interdisciplinarietà. Infatti uniamo le competenze proprie della psicologia cognitiva sfruttando e utilizzando strumenti propri del campo dell'informatica. Utilizzeremo non soltanto l'analisi cinematica, ma anche avanzate nozioni di machine learning, apprendimento automatico, che è in grado di creare dei modelli per fare delle nuove predizioni su dati completamente appunto nuovi. Infine, i punti di forza del nostro progetto sono la semplicità, perché utilizzeremo delle strumentazioni disponibili ormai in qualunque casa, in qualunque servizio, come il computer e un mouse, il basso costo anche in termini di tempo, perché con poche domande saremo in grado di capire se la persona che abbiamo davanti è un impostore o meno. Infine, questo progetto è trasferibile anche in contesti su una più ampia scala e inoltre potrebbe essere integrato a numerose altre applicazioni attualmente disponibili, soprattutto in un contesto via web come l'online banking oppure per far fronte a un altro
tema molto importante che è la creazione di account e profili falsi, per esempio sui social. Grazie. Grazie. Adesso chiamiamo sul palco Chiara Ghiraldini. Prego. Buonasera, rappresento il team di professionisti che ha ideato e presentato il progetto Esco dall'ombra, un test digitale e applicativo per minori potenziali vittime di bullismo e cyberbullismo. E in particolare questo test è focalizzato sui ragazzi minori dagli 11 ai 17 anni, quindi ragazzi che frequentano la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Tutti noi sappiamo quanto sia complesso il problema del bullismo e cyberbullismo. Noi in particolare ci siamo concentrati sulle vittime. Le vittime spesso hanno un calo di rendimento scolastico, sono a rischio di esclusione sociale perché l'isolamento è sempre maggiore e in più hanno gravissimi problemi di salute che purtroppo aumentano. Quali sono questi problemi di salute? Sono appunto ansia e depressione e naturalmente tutti i comportamenti disfunzionali che hanno i ragazzi sono appunto collegati a questi tipi di problemi. Allora, la nostra applicazione è appunto un'applicazione digitale e questo naturalmente è un grandissimo vantaggio perché i ragazzi appunto utilizzano il linguaggio digitale meglio di noi adulti. Naturalmente il test digitale verrà scaricato in forma anonima, quindi nessuno saprà mai che cosa stanno facendo e non ci sarà nessun intermediario e questa è l'innovazione, cioè noi professionisti o noi adulti non ci saremo perché assolutamente non vogliamo che questa cosa all'inizio ci sia. E appunto, come dicevo prima, sarà la gratuità di questa applicazione e i ragazzi potranno tranquillamente autosomministrarselo e il test e l'applicazione in particolare appunto sarà in grado di rilevare la gravità della loro situazione, cioè se loro fanno parte di questo range comunque sono a rischio di bullismo o di cyberbullismo. E naturalmente l'applicazione, questa è la novità, automaticamente quando ci saranno dei risultati positivi invierà poi a noi professionisti appunto che il ragazzo è a rischio. E le domande naturalmente saranno domande mirate sul loro stato psicofisico e l'animazione è un'animazione piacevole nonostante la loro situazione e naturalmente noi vogliamo che la somministrazione di questo test non sia un tempo inutile, vogliamo assolutamente che sia un tempo consapevole che il ragazzo spende attraverso la sua applicazione digitale che può tranquillamente scaricarsi o sul tablet oppure sul suo smartphone e possa capire subito appunto quale sia la propria condizione. Noi come adulti all'inizio non ci saremo perché vogliamo che il ragazzo non senta la nostra presenza, cioè la senta ma non la veda, perché noi siamo già occupati comunque del software e ci saremo in una seconda battuta quando appunto il ragazzo ci contatterà. Questa è la novità di questa applicazione, che comunque all'inizio il costo è semplicemente l'applicazione digitale scaricabile. E questa cosa il ragazzo la può fare in tranquillità e in seconda battuta noi funzioneremo come rete di sostegno. Quando noi sapremo che il ragazzo ha bisogno di noi interverremo. Questa è l'innovazione. Io rappresento Michele Dalbò, la dottoressa Valentina Pavoni, Elisa Brunetto e il dottor Davide Continati. E adesso l'ultima presentazione della serata. Antonio Pinton. Buonasera. Allora, Open Mind parla di sport. E perché è innovativo? Perché facendo una ricerca su Google, se la fate, se digitate psicologia dello sport viene fuori un sacco di roba relativa all'agonismo, alla ricerca della performance migliore, molto meno rispetto alle potenzialità educative dello sport, a partire dai settori giovanili quindi. È anche vero che riuscire nello sport, e non vuol dire necessariamente vincere, riuscire, significa alimentare un'immagine di sé solida, vera, funzionale.
E i ragazzi di oggi saranno poi gli adulti di domani, saranno lavoratori, saranno, perché no, dei manager. Essenzialmente non scendo nei dettagli di come è costituito il progetto, che è indirizzato sia ai ragazzi che alle figure di riferimento adulte, i genitori e gli allenatori, ma le motivazioni che mi hanno spinto a crearlo sono le relazioni, cioè lo sport è un contesto in cui costruire relazioni. A me, gli allenatori, piace chiamarli educatori sportivi, nel senso che devono avere competenze tecniche ma anche psicologiche, e su questo noi siamo gli esperti. Il secondo fattore è la protezione, cioè lo sport è anche un fattore protettivo nei confronti soprattutto degli adolescenti, rispetto al disagio, alla devianza, e quindi l'aspetto di protezione più che anche prevenzione mi viene da considerare come un aspetto centrale. E infine un'ultima motivazione che mi ha spinto a stendere questo progetto è un'esperienza invece personale, nel senso che io ho fatto l'istruttore di nuoto per molti anni, ho giocato a calcio. Ricordo che l'anno scorso giocavo su questa squadra della Bassa Padovana e avevo mollato a un certo punto, proprio inverno, pioggia, neve. Io andavo solo a allenarmi, non andavo a giocare. E questo ragazzo a un certo punto mi manda un messaggio su WhatsApp, un messaggio vocale, mi dice: Tony, vieni a allenarti stasera. E sto qua io lo conoscevo veramente poco, cioè era uno... Sì, lo conoscevo, ma non esattamente uno stinco di santo, E ho detto, wow, sono anch'io nella squadra. E niente, io adesso sto ragazzo mi commuovo un po' anche perché lui non c'è più. E però ripensandoci mi viene da pensare proprio anche a tutti quei ragazzi che come lui magari avranno le loro difficoltà, avranno le caratteristiche di Luca, ma chi non le ha determinate caratteristiche. Eppure lui è riuscito a creare relazione in un contesto di squadra e di dirigenza e di allenatore protettivo, se volete, ma comunque lui ha dato quello che aveva da dare. Quindi di fatto ci tenevo a ricordare anche questa esperienza. E per concludere, queste tre cose che ho detto: relazioni, protezione e poi questa cosa, insomma, per tutti i ragazzi che sono come il mio amico Luca. Grazie. Vincitori. Chiamiamo sul palco tutti i finalisti della categoria Psicologia dell'innovazione, ma chiamerei anche il sindaco Diego Ruzza e Miriam Giuriati. A sorpresa. Vediamo se vengono. Oh, che bello. No, però, sicuro? C'è neanche Miriam Leone, tra l'altro. Buongiorno, anzi buonasera oramai. A questo punto, no, venite anche voi. Veniamo tutti. Niente, cosa pensate di questa serata? Chi vuole dire qualcosa? Prego, prima le signore, giustamente. Grazie. Allora, io sono il sindaco di Casiero, un piccolissimo paese in provincia di Treviso, e siamo stati tra i primi a usare lo psicologo del territorio grazie a una proposta che ci è venuta proprio da voi psicologi, ma orgogliosamente l'abbiamo messa in campo in pochissimo, visto che parliamo di sport, in pochissimo tempo, proprio nell'onda di quegli imprenditori che si sono fatti male e non abbiamo voluto che continuassero a farsi male ulteriormente. È stata un'esperienza bruttissima proprio nel nostro paese, 12.000 anime, ci si conosce tutti. Da quel momento l'amministrazione comunale ha detto no, dobbiamo fare qualcosa. Con i medici di base, i farmacisti, gli psicologi del territorio, che ne abbiamo per fortuna,
abbiamo creato questa rete che sta funzionando. Quindi tutto quello che è stato proposto oggi, poi lo sport mi è piaciuto moltissimo, tutte queste cose davvero ci hanno fatto rendere conto che abbiamo bisogno di questi aiuti, che chi va dallo psicologo non è malato, è una persona che ha bisogno di essere ascoltata e di essere ascoltata da persone competenti. È bellissimo tutto quello che state facendo, l'innovazione serve ovunque, soprattutto in un tema così delicato, perché ogni giorno, lo vediamo nelle piccole amministrazioni che abbiamo, dalle piccole alle grandi, ci sono dei problemi nuovi, dateci una mano e davvero è un modo bellissimo per creare rete, per stare assieme e per darci una mano. Spunti molti ne sono venuti per le amministrazioni comunali, proviamo a lavorare assieme. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Io sono qua non solo in veste di sindaco ma anche come psicologo, io sono un vostro collega e sono anche il vostro tesoriere, cioè quello che gestisce un po' il denaro ed è quello che mette le firme anche nei vari assegni di questa sera insieme al Presidente, con cui veramente mi congratulo con tutto il Consiglio perché penso che abbiamo messo in campo una stupenda iniziativa. Penso che la psicologia in Veneto non abbia mai avuto dei riflettori puntati nel senso proprio professionale del termine come questa sera, per cui veramente il nostro Presidente ci ha sempre sollecitato in questo, e il Vicepresidente Alessandro Bargnani, che è il Presidente della Commissione Innovazione. Permettetemi porto i saluti anche di Lisa Gamba, Gina Barbano, Marisa Galbussera e anche di Giulio Mazzocco, che sono i nostri compagni di viaggio all'interno del Consiglio, dove vive una grande armonia insieme alla segretaria Laura Dal Corso, e questa armonia ci ha portato a organizzare questa magnifica edizione del Premio Innovazione, il primo Premio Innovazione, ma sarà sicuramente il primo di una lunga serie. Perché io sono qui? Perché io sono uno dei 3 sindaci su 8.200 comuni che sono anche psicologi. Quindi forse questo è un fatto che ci deve far riflettere, perché siamo troppo poco presenti forse nelle stanze dei bottoni. Ora, bene che la psicologia emerga, come diceva il Presidente all'inizio serata, bene che la psicologia si presenti e si proponga, e senza paura e senza vergogna, mi raccomando, di proporsi alle amministrazioni comunali, che lo può dire la mia collega qui, sono veramente i livelli più sensibili a quello che succede nel territorio e quindi alle vere difficoltà. Il mio comune è un comune dell'est veronese di 15.000 abitanti, io sono capofila della sperimentazione dello psicologo di base che sta avendo un grandissimo successo, 5 mesi di sperimentazione, abbiamo già 60 utenti che si rivolgono allo psicologo inviati dal medico di base, ho attivato con grande riscontro lo psicologo in farmacia, abbiamo uno sportello benessere all'interno delle scuole primarie e secondarie. Voglio come sindaco lasciare il segno per la professione. È chiaro che un povero sindaco da solo non fa niente, però col vostro aiuto, col nostro aiuto, con la nostra coesione e perché ci crediamo nella nostra grande professione, veramente possiamo fare grandi cose. Andate, proponete questi progetti, perché noi siamo una categoria professionale che merita attenzione, ma che ha nel proprio DNA anche la capacità di aiutare gli altri. Perché andate dai sindaci, andate dagli assessori, andate dai consiglieri, perché sono tutte iniziative che possono migliorare la qualità della vita dei territori e dei loro cittadini, per portare tanto benessere. Per cui professionalità, competenza, e se proprio non vi ascoltano ditegli pure che se attiveranno questi progetti prenderanno un sacco di voti. Grazie. Lo stagista non ha ancora terminato di fare i calcoli, quindi vi chiedo, qualcuno di voi vuole fare il sindaco? Voglio dire, non potranno durare per sempre, anche se sono bravi, prima o poi dovranno essere sostituiti, quindi, o in alternativa. Dite qualcosa riguardo alla serata, ai vostri progetti. Io ieri sera sono stato sindaco. in ospedale con mia moglie perché ho rischiato di diventare papà, quindi per diventare sindaco... è quasi la stessa cosa, cioè cambia la prole. Abbiamo fatto solo un controllo tra un mesetto. Quindi hai già vinto in sostanza. Sì, io ho già vinto. Perfetto. Attenzione, niente. Tengo io. Ha vinto lui perché diventa papà. Quindi... Però facciamo una cosa diversa, premiamo il secondo per primo. Così creiamo un delta più ampio e la tensione. Dai, proviamo a fare questo. Quindi secondo classificato della categoria innovazione, Ghiraldini Chiara. E a questo punto dico il primo o il terzo secondo te? Dai, dico il primo. Primo, poi dico anche il terzo. Primo classificato della categoria innovazione, Marilyn Monaro. Ha vinto lo stesso.
però lui diventa papà. Quindi dovevi giocartela durante la discussione. Vabbè. Oh ragazzi, abbiamo finito? No, in realtà, dato che è il momento dei saluti finali e che sarebbe interessante fare una bella foto, io chiamerei sul palco tutti i ragazzi che hanno partecipato, quindi voi rimanete direttamente, gli altri vengono, tutti i giurati e tutte le istituzioni che vogliono salire, così facciamo una bella foto di rito. Ditemi chi devo chiamare che sto dimenticando. Poi ovviamente faremo dire qualcosa ad Alessandro, probabilmente gli faremo dare le indicazioni per il buffet, ma è semplice. Giurati dietro e candidati piegati, portate un pallone. Io dove mi metto? Dietro coi giurati, faccio finta. Abbiamo 4 minuti per fare la foto, eh? Non abbiate paura, cioè ormai è... Ma che bello! Mamma mia! Dite cheese? Fatto? Per le foto è fatto? Rimanete qua. Microfono. Diamo il microfono a questo ragazzaccio. Caro, io vi ringrazio tutti. Allora, 4 minuti per una presentazione, per dei progetti molto lunghi, la cui valutazione è entrata poi nelle valutazioni complessive, è difficile. Il format dei 4 minuti è stato scelto anche per rendere le presentazioni più rapide e più efficaci, quindi grazie perché avete fatto uno sforzo non da poco, non è facile. Ringrazio la giuria, faccio presente che in giuria avevamo le 3 università che ci sono in Veneto e anche non psicologi, non ci facciamo votare, giudicare solo dai colleghi. Ringrazio Confindustria, ringrazio l'Ordine dei giornalisti, ringrazio anche l'ABI e grazie a te Francesco che l'abbiamo portata a casa, grazie a tutti voi per essere venuti e vi invito già alla prossima edizione che sarà ancora migliore e ancora più efficace. E in ultimo ringrazio il nostro presidente di giuria che ha fatto anche il velino, Oscar Miotti, nonché vicepresidente. Ciao a tutti, andiamo a bere. Di là. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd known.